Adesso andiamo a parlare, però la prima, non ve l'ho neanche detto, la prima parte di questa trasmissione riguarda un addetto ai lavori, vale a dire il segretario di UGL Polizia, il segretario generale. Sapete, io li definisco addetti ai lavori, coloro che proprio ci portano la testimonianza diretta dal mondo del lavoro, dell'impiego, in questo caso dal mondo della sicurezza. Allora, dovremmo averlo in collegamento il dottor Walter Mazzetti, io lo ringrazio per la disponibilità e benvenuto a lei, segretario. Buonasera, grazie a lei e ai nostri radiospettatori. Allora, noi qui spesso parliamo di sicurezza. Situazione sicurezza in Italia, una situazione che riguarda tutti noi. Vorrei sapere, questo piano sicurezza, l'Italia ha un piano sicurezza, se ne è dotata? Alfano la settimana scorsa ha detto addirittura che i crimini, secondo lui, cioè da quello che risulta a lui, sono in diminuzione e quindi in controtendenza secondo quelle che sono le impressioni di noi cittadini e anche dei giornalisti, leggendo i giornali. Alfano, ministro dell'Interno, dice che va tutto bene, anzi stanno diminuendo i crimini e così si possono anche chiudere un po' di caserme, si possono mandare a casa un po' di poliziotti, eccetera, eccetera, eccetera. Dal suo punto di vista, piano sicurezza in Italia, come stiamo? Ma innanzitutto Alfano evidentemente non ha letto gli ultimi dati dell'Istat che parlano addirittura di un incremento del 60% di quelli che sono i cosiddetti reati predatori. Non so se Alfano facesse riferimento a qualche tipologia particolare di reato, ma i reati predatori, e parlo di quelli che bene o male coinvolgono in prima persona i cittadini e soprattutto le categorie quindi meno ambienti, parlo ai pensionati, parlo quindi alle persone che hanno poca agibilità. Ecco, questi reati che sono furti, rapine, truffe, sono evidentemente in aumento. Il problema è che c'è sicuramente un problema sicurezza nel nostro paese, c'è un problema sicurezza perché le forze dell'ordine non sono in grado di accrescere il controllo in nessuna parte d'Italia. Non sono in grado di accrescerlo non per propria volontà, ma perché è evidente che se si diminuiscono le forze dell'ordine, se a fronte, parlo ad esempio solo del 2013, di 5.000 pensionati, si propone l'assunzione di 2.500 persone, quindi vuol dire il 50% di chi va in pensione o lascia comunque le forze dell'ordine, questo vuol dire che c'è oggettivamente un indebolimento, c'è un indebolimento nella Polizia di Stato, nei Carabinieri e nella Finanza, e parliamo di circa 30.000 unità, un intero paese, insomma. Quindi dire che la sicurezza può essere mantenuta con gli stessi standard di qualche anno fa è controvertire alcuni dati che sono oggettivi. Se a questo si aggiunge poi il progressivo invecchiamento delle forze dell'ordine, perché oggi abbiamo un'età media che è di 45 anni, quindi fa comprendere come poi l'indebolimento della capacità di azione delle forze di polizia di fatto provoca conseguentemente il pericolo della tenuta anche democratica nel paese. Io capisco che il ministro debba in qualche modo rassicurare, però da poliziotto e cittadino non posso non rilevare che ci sono molte discrasie, insomma, tra quello che dice il politico e quella che poi è la realtà dei fatti, insomma. Ecco, segretario, ieri il giornale di Sallusti intitola proprio in prima pagina e poi sull'interno c'è un ampio servizio: povera Italia, un immigrato costa il doppio di un agente. Ecco, un esponente delle forze dell'ordine cosa pensa quando legge questi titoli, quando legge queste informazioni? Che sicuramente c'è poca attenzione alle forze dell'ordine, c'è poca attenzione ai lavoratori delle forze dell'ordine. Qui ci spostiamo un po' dall'obiettivo, dal problema vissuto quindi come poliziotto e cittadino, quindi quando rileviamo come sindacato una serie di mancanze che poi non ci permettono di espletare nel miglior modo possibile il nostro servizio, a un problema invece di natura più interna, che è quello proprio della considerazione per il lavoratore di polizia. Lascia sconcertati questo, ma d'altronde più di tanto non ci meraviglia, dal momento che non abbiamo mai sentito grosse parole da parte del nostro Presidente del Consiglio sulle forze dell'ordine. Non c'è un problema attinente alle forze dell'ordine. Quello che le voglio dire in buona sostanza è: si pensi che noi oggi abbiamo un blocco del tetto salariale che fa sì che a responsabilità maggiori, con un avanzamento di grado, non corrisponde un aumento di stipendio.
Quindi oggi noi ci troviamo poliziotti che lasciano le famiglie, lasciano i propri affetti, vengono trasferiti a 4, 5, 6, 800 chilometri di distanza, fanno turni massacranti, assumono maggiori responsabilità, ma non vedono poi in busta paga corrisposti questi sacrifici, perché continuano a mantenere il trattamento che avevano all'origine. Guardi, per fare un parallelismo, perché così anche il telespettatore magari comprende meglio la situazione. Allora, l'agente appena entrato in polizia, quindi appena messo per strada, si assume delle responsabilità come esce, responsabilità civili, penali, amministrative, e chi fa giornalismo, chi fa i giornali non può non conoscere quant'è la sovraesposizione degli operatori della sicurezza. Dico, si assume responsabilità che nessun alto dirigente della pubblica amministrazione si assumerebbe mai in frazioni di secondo, perché l'operatore deve decidere se arrestare, non arrestare, perquisire, tirare fuori l'arma, che tipo di intervento deve fare. Spesso lo deve fare anche in situazioni sicuramente disagiate, contingenti, particolari, però poi di fatto, se vogliamo fare un parallelismo, è equiparato. Non riteniamo che un agente di polizia che abbia queste responsabilità poi possa essere equiparato economicamente e giuridicamente, quindi anche a un portantino, insomma. Così si comprende effettivamente qual è lo stato e qual è lo stato anche, d'animo con cui i lavoratori di polizia oggi vengono impiegati. E volevo un'opinione su un tema che stiamo seguendo, l'operazione Mare Nostrum. Ci sono situazioni, io leggo spesso, devo dire purtroppo, di casi di profughi con permesso di soggiorno per motivi umanitari addirittura, colti in flagrante a spacciare droga. C'è il caso di Rovereto, una giovane signora, una giovane mamma stuprata sembra da dei migranti ospiti di un centro profughi. Ci sono risse nei centri profughi, dopo leggerò ai nostri ascoltatori una rissa che è accaduta, adesso mi sfugge, in provincia di Belluno, Ponte nelle Alpi, in una mensa per profughi si sono presi a forchettate discutendo di Ramadan. Questa operazione, che è molto costosa, è stata rifinanziata la scorsa settimana a 60 milioni senza nemmeno passare per le aule assembleari di Camera e Senato. Ci sono molte discussioni su questa operazione. Si continua a dire che c'è bisogno dell'Europa, ma l'Europa continua a dire non abbiamo soldi, arrangiatevi. Voi lei che è il segretario dell'UGL Polizia, come giudica questa situazione sul fronte Mare Nostrum? Guardi, una valutazione politica sicuramente non spetta a me dire se è fallimentare o non è fallimentare. Una cosa è certa, che sembra una delle solite cose all'italiana. Io posso dire che gli operatori vengono anche mandati un po' così a procedere a questi servizi, quindi a far fronte a queste esigenze non adeguatamente né preparati né supportati dalla logistica. Spesso noi abbiamo scritto invocando quantomeno la distribuzione di mascherine, di guanti, di medici sul posto che possano quindi verificare, nonché di controlli successivi per chi fa questo tipo di servizio. Ecco, qui mancano le cose più elementari, spesso e volentieri mancano proprio gli elementi basilari per poter svolgere un servizio del genere. Sulla portata politica, questo penso sia un problema dell'intera Europa sicuramente, che si deve interrogare sull'utilità o meno, perché se l'utilità era quella di impedire gli sbarchi, di impedire le morti, onestamente da cittadino, da chi legge i giornali, chi legge la cronaca, mi sembra che questo piano sia stato fallimentare, perché gli sbarchi continuano, le morti ci sono. Una domanda proprio in chiusura, abbiamo un minuto, proprio una domanda proprio secca, ma sul piano sicurezza possiamo stare tranquilli con Mare Nostrum, oppure quello che si legge, si è letto anche di proprio operatori delle forze dell'ordine contagiati dal virus di Ebola? Ecco, secondo lei, e poi le dicevo di Ebola no. No, di TBC, mi perdoni. TBC. Di Ebola non mi risulta. No, TBC. Seminare il panico. Beh, comunque non è che la TBC sia tanto piacevole lo stesso. Ma dal punto di vista generale, io parlo generale, non solo chiaramente sicurezza medica, sanitaria, ma proprio profilattica, ma proprio anche siamo sicuri, non so, queste persone che sono controllate abbastanza, ci sono, lo aveva detto l'ex ministro Emma Bonino, ci possono
possano essere spacciatori o terroristi. Secondo lei, che è il segretario dell'UGL, si fa abbastanza? Possiamo stare tranquilli noi cittadini o come stanno le cose? Abbiamo 30 secondi e poi chiudiamo. Guardi, probabilmente si potrebbe fare di più, diciamo sotto un punto di vista sanitario. Sicuramente ci sono una serie di malattie infettive che comunque non sono prevedibili. Ecco, si parlava di TBC, si parlava di altri casi, ci sono stati anche dei casi di meningite. Ripeto, mancano degli elementi che sono essenziali, mancano dei supporti essenziali agli operatori, penso a tutti gli operatori anche umanitari, perché ci troviamo di fronte a un esodo, chiamiamolo così, un esodo importante che ci vede sicuramente non preparati al 100%. Quindi parlerei di una sicurezza moderata, siamo moderatamente tranquilli. Continueremo a parlare di queste tematiche che sono inerenti al nostro vivere quotidiano, sono tra le più urgenti probabilmente. Con Walter Mazzetti, segretario generale di UGL Polizia, intanto io lo ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie a lei. E a risentirci a presto, dottor Mazzetti. La ringrazio, a risentirla.